Scendiamo giù. Freschissimo qua sotto, un po' pericolose le scale. Lascio qua i cavalletti, li lascio qua un attimo, anche il cappello. Che scendo, devo stare attenta alla testa perché è molto basso la porta. Devono essere un po' tappini queste persone. Magari qui era dove si portava i sotterranei. Proviamo a chiedere. Scendere del tutto, non è un bel pezzo. Eccoci, proviamo a fare una sessione. Oh, c'è un pipistrello! Due pipistrelli, due pipistrellini, non riesco a prenderli, eccoli. Speriamo che non mi vengono nei capelli e che non possono uscire, poveri. No, non sto qua, mi sposto. Io l'ok ancora non l'ho sentito, Ok, chiude. Mi hanno dato l'ok, sembra. Adesso chiudo la spirit box, la rimetto giù, un attimo di pazienza. Dopodiché vorrei andare però anche nella torre, quella che credo sia una torre. Non so cosa mi hanno detto fino adesso. Un attimo che metto giù l'attrezzatura. Ok, fino adesso l'MP3 qua non si è mai acceso, a parte questa luce qui, non si è mai accesa altra luce, per cui non hanno interagito con questo. Un attimo che arrivo su quello che penso sia una torre, poi chiederò loro se o più o meno lo è, non lo so, perché io non ho mai visto la mappa antica, o comunque i disegni antichi di questo castello, per cui non so la sua conformazione originale e non è stato ristrutturato del tutto ed sono state fatte solo alcune facciate esterne e il resto del castello non è stato ricostruito, l'interno non è stato ricostruito per niente, per cui aspettiamo la bontà di chi dovrebbe metterlo a posto, perché secondo me una volta rimesso a posto questo sarebbe stupendo come quello di Ragogna, se non fosse anche di più, perché è molto più arzigogolato, più ha un'architettura più complessa rispetto all'altro. Adesso andiamo a vedere la parte che penso sia la torre.
scusate il movimento. Se c'è qualcuno può parlare nella telecamera che ho in mano, lasciandomi la propria voce impressa nello strumento che ho in mano. Anche nei riflessi di luce fatevi vedere, se potete. Questa forse era una torre, proviamo a vedere, mi metto all'ombra perché a sole è impossibile stare, e riaccenderò la Ecovox. Un attimo, scusate, ma qua allora eccoci. Sono in quella che penso sia la torre, una parte di torre. Potete confermarlo se lo è? Potete dirmi come è stato, perché è stato abbandonato questo castello? Con tutto questo io non vorrei dire, guardate cosa stanno facendo nei nostri cieli, è uno schifo assoluto. Ah, sembra una sbavatura bianca merlettata nel cielo. È una cosa assurda. Non ho mai visto una cosa del genere. Se queste sono condense, siamo dei deficienti se lo crediamo. Detto papale papale. Ah, che latticinoso. Boh, torniamo a noi.
Potete raccontare un po' di storia di questo posto? Che io non la so, non l'ho studiata, non ho idea. Ho saputo che è stato fondato nel Settecento, è vero? Voi ci siete abitati in che periodo? C'è un Giuseppe qui? Guelfi e Ghibellini hai detto? Qui che c'erano, i Guelfi o i Ghibellini? Guarda che io tra poco mi sposto, fate veloce a rispondere. Ok, mi sposto un attimo, eh. Mi seguite? Mi sposto in un'altra parte del castello, mi seguite? Chiudo un attimo, eh. Ok, mi sposto. Sì, vi avviso che io non difficilmente mi faccio vedere nei video perché penso che dovete vedere più i posti e se ci sono le entità. Per cui, siccome non sono un'attrice né una regista, vi dovete accontentare per quello che sono. Ho perso il cappello. Eccoci qua. Andiamo su dentro, sulla parte che ancora non abbiamo visto. Questa parte qui costeggia le mura. Vorrei fare un giro qui prima però di entrare. Vediamo se riesco a passare su sto marciapiede stretto e vediamo dove mi porta. Non so se cioè non ci sono cartelli che vietano, per cui presumo che posso passare sopra.
Guardate qua che bel palazzo qua sotto, si vede. Questo è Polcinico. Guardate che paesino stupendo. E questo castello era difesa di questo paese. La storia di Polcinico non la so, la cercherò quando avrò finito, prima di mettere in lavorazione il video. È bellissimo, è stupendo, però io qua mi sto leggermente impaurendo, vi devo dirvi la verità. Mi fermerò qua perché ho paura. Vorrei andare oltre, ma non ho questa. Lì doveva esserci un balcone delle stanze superiori. Torno indietro, mi sto veramente impaurando. No, preferisco affrontare l'entità, decisamente. Le altezze non sono per me. Ok, c'è una fune qui, chissà cosa hanno legato. Questa è un'altra parte dell'edificio. Mi piacerebbe sapere cosa sono queste rientranze. Qua erano altri scalini, credo, che si sta freschi qua dentro. Fa un po' freschetto qui. Vedete, hanno chiuso qui che erano delle porte, non so perché. Il senso di chiudere questa cosa non lo so. Anche perché comunque vengono da questa parte. Questo è l'edificio. Mi piacciono i camini, che sono molto belli. Peccato che non hanno restaurato anche i piani. Qua un altro camino più grande. Hanno chiuso le finestre. Questa l'hanno lasciata aperta. Adesso il senso di questa cosa io non lo capisco. Ah, questo è il posto dove io volevo venire e che non ho avuto coraggio perché era troppo stretto. Questa deve essere una stanza, una sala principale probabilmente. Qua sopra c'era un altro piano molto bello con le colonne. Deve essere stupenda questa stanza che c'è sopra, che portava appunto ad altre stanze più in là. Scusate, adesso sentite il rumore perché ho i piedistalli dietro ma non li sto utilizzando.
questa è un'altra stanza, credo. Mi sento toccare il braccio sinistro, come se qualcuno mi stesse tirando. Provo a fare una sessione in questa parte del castello, appoggiandomi su queste rovine che sono rimaste. Riaccendo MP3, fino adesso non ha dato segni. Rimetto in appoggio la telecamera. Ciao! Siete gli stessi di prima o altri? Ci sono anche quelli di prima nell'altra stanza? Nella torre? Cosa vedi? Mi dite i vostri nomi? Uomini o donne? Mi toccavi tu prima? Chi era? Un uomo o una donna che mi ha toccato? Siete tutti intorno a me? Io mi chiamo Lina, voi? Chi è morto chi? Qui? Come è morto? Di quale guerra parlate? O evento? Belli. Fai da familiare. Sta arrivando gente.